Continuano gli appuntamenti con gli autori dei libri nell'ambito della rassegna Costa Bianca Estate, oggi qui in questo posto incantevole. Sì, la seconda edizione di Memoria è Patrimonio, è una rassegna letteraria che nasce per valorizzare il nostro territorio, quindi ci sono delle attività che si svolgeranno presso le varie location del comune di Realmonte e si farà cultura, perché noi diciamo sempre che siamo nella direzione della bellezza, vogliamo crescere con questo attraverso la promozione del territorio e la cultura, pertanto queste sono delle attività che si inseriscono perfettamente negli obiettivi dell'amministrazione. Peraltro stasera una serata meravigliosa in una location meravigliosa ci darà sicuramente la possibilità di apprezzare il territorio di Realmonte, che è vario, che è vasto e che è veramente bello. Sindaco, colgo l'occasione per una domanda, parliamo della Scala dei Turchi e dell'accordo che avete firmato con la Regione per la gestione, un fatto sicuramente importante dopo anni di battaglie e di lotte. Io dall'insediamento non mi sono mai fermata sulla questione Scala dei Turchi e devo ringraziare l'assessorato regionale nella persona del presidente e dell'assessore che hanno proposto questa convenzione per la gestione del sito nelle more che venga definita la transazione. Devo dire che ringrazio anche il privato perché con questo gesto, con questa sottoscrizione dimostra di tenere veramente al territorio di Realmonte, perché solamente l'ente pubblico può garantire una gestione mirata, ossequiosa delle norme e che tuteli a 360 gradi il sito. Allora, parliamo di questa iniziativa, oggi presentate 3 libri di 3 autori siciliani. Sì, siamo alla seconda edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, in una splendida location presentiamo 3 libri, siamo al Belvedere Kainon e presentiamo oggi l'opera di Francesco Pira, docente universitario dell'Università di Messina, dal titolo Piraterie 2 la vendetta. Abbiamo un altro libro di Michele Di Pasquali dal titolo Lascaro, la Sicilia ai siciliani, e infine abbiamo il testo di Pasquale Cucchiara, Quando i Rangers vennero in Sicilia. Quindi abbiamo 3 autori che affrontano il tema della Sicilia e dell'identità siciliana sotto il profilo dell'informatizzazione oggi, come il testo di Francesco Pira, e della storia della Sicilia come sono i testi di Pasquale Cucchiara e Michele Di Pasquali. Un ringraziamento al sindaco Sabrina Lattuca, all'assessore al turismo e spettacolo Leonardo Fiorica e all'intera amministrazione comunale. Questa rassegna continuerà fino al 29 luglio, saremo in location diverse e quindi il mio invito è quello chiaramente di partecipare a questi momenti che fondamentalmente riguardano la nostra storia, la nostra identità e quindi anche la promozione sociale e culturale del nostro territorio. Piraterie 2 è la seconda raccolta delle piraterie che pubblico tutte le domeniche sulle pagine culturali del quotidiano La Sicilia. È un modo per raccontare le curiosità della nostra vita social, quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le gag che facciamo tutti i giorni nel momento in cui proviamo ad usare le tecnologie e non sempre le usiamo nel migliore dei modi. Sono piccoli, brevi racconti che puoi tranquillamente leggere anche sotto l'ombrellone, che fanno sorridere ma che ci devono far riflettere proprio sul nostro rapporto con le tecnologie. Quando i Rangers vennero in Sicilia è un saggio storico che indaga sui fatti del 1943, dei fatti che appunto si svolsero in Sicilia e che condizionarono la riorganizzazione politica della nostra società. Tant'è vero che questo libro non solo parla di storia ma approfondisce gli aspetti politici, antropologici e sociali. Tra l'altro ci sono anche delle interviste a dei testimoni dell'epoca, ultraottantenni e novantenni, che hanno aperto il cassetto della propria memoria per consegnare un documento storico ancora più preciso e minuzioso. È un romanzo storico e quindi è la storia di un personaggio frutto della fantasia, cioè di un giovane praticante avvocato che dal giugno del 1943 in poi ha la fortuna di svolgere la pratica forense presso lo studio di Andrea Finocchiaro Aprile, cioè di colui che diventerà il leader del movimento politico che infiammerà le piazze in Sicilia tra il 1943 e il 1945,
quando la volontà politica del popolo siciliano era quella di andare verso il separatismo e quindi l'indipendenza. È un romanzo storico perché la fantasia si fonde con la storia, con la realtà, e l'ho scritto per i ragazzi, soprattutto per dare loro la possibilità di un revisionismo storico, per abbattere determinati stereotipi, perché i ragazzi pensano che lo Statuto dell'autonomia siciliana sia stato concesso e non frutto di una guerra civile che si è celebrata in Sicilia tra il 1943 e il 1945, e i ragazzi pensano che il siciliano sia un dialetto quando in realtà è una lingua, e che la Sicilia sia una semplice regione quando in realtà è una regione dal punto di vista amministrativo, ma in essa è stanziata una nazione con una propria identità culturale e perché no politica. Sono Teseco, autore di questa iniziativa, un'iniziativa che già l'anno scorso ha avuto un ottimo successo e che ha il pregio di essere itinerante tra i bellissimi paesaggi della costa realmontina. Sì, l'obiettivo è anche questo, quello di valorizzare il nostro territorio in ogni modo, con tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, e per quanto ci riguarda lo vogliamo fare con la cultura, con i libri, lo vogliamo fare sottolineando questo concetto dell'identità che è patrimonio, che è il nostro patrimonio, per cercare di trovare le nostre radici che sono importanti, senza le quali perdiamo la bussola, e quindi è un fatto culturale, un fatto che riguarda la nostra storia e che riguarda sicuramente il nostro futuro, perché noi dobbiamo costruire sulle nostre radici il nostro futuro, che è un futuro che noi vogliamo aperto, che vogliamo possa essere il più positivo possibile per i nostri ragazzi, per la nostra società. Diceva giustamente il nostro sindaco, investire nella bellezza è il nostro obiettivo e questo lo vogliamo continuare a fare.